Ci ritroviamo ad approvare una manovra di bilancio ricca. Ormai siamo abituati ad avere a che fare con questo tipo di manovre dove vengono stanziate tante risorse e ci interroghiamo se queste risorse daranno delle risposte o saranno efficaci per i nostri cittadini, anche rispetto a problemi importanti quali ad esempio quello della sanità. Al di là di questo abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a porre l'attenzione su vari aspetti importanti della nostra società. Partiamo dalle riduzioni dell'IRAP per le imprese che daranno dimostrazione di aver applicato concretamente la parità di genere, o ancora sempre una riduzione dell'IRAP alle imprese che saranno disposte a corrispondere una ritribuzione non inferiore ai 9 euro lordi l'ora, e questo perché ci troviamo in un periodo storico dove si assiste al paradosso in cui le persone sono povere pur lavorando. Inoltre abbiamo dato attenzione alle nostre famiglie e al fatto che potrebbero usare le risorse che ad esempio sono destinate al pagamento delle mense scolastiche per altre necessità. Pertanto chiediamo l'abbattimento delle rette delle mense scolastiche, questo anche per consentire a quei bambini le cui famiglie non possono permettersi il pagamento delle mense di poter usufruire un pasto, probabilmente l'unico pasto della giornata, ma questo andrebbe anche a sollevare le casse dei comuni che si ritroverebbero a non dover fare dei recuperi crediti improbabili, dove spesso appunto si trovano ad avere a che fare. O ancora abbiamo presentato un emendamento per dare attenzione ai giovani e allo sport, tant'è che abbiamo previsto uno stanziamento per attribuire dei soldi ai centri universitari sportivi di Udine e Trieste, per far sì che questi appunto possano presentare la domanda per far sì che il campionato nazionale universitario si svolga qui in Friuli Venezia Giulia. L'ultimo si è svolto nel 2009 e questo attiverebbe un circuito importante sia dal punto di vista della visibilità della nostra regione, ma anche dal punto di vista economico per tutte le persone che cubano intorno a questo evento. Infine abbiamo presentato un emendamento rispetto a quello che è il tema un po' del momento, ovvero il tagliamento, e visto che si è proceduti con fare pasticciato e al momento non ci stanno progetti concreti, abbiamo proposto che venga riattivato il dibattito pubblico, e questo per consentire a tutti i territori di poter esprimere la propria rispetto ai progetti esistenti, o comunque di poter dire la propria rispetto ad opere che impatteranno nei loro territori.